Canto numero 391. Salgate, Signore, l'inno della Chiesa, l'inno della fede, che ci unisce in te. Sia gloria e lode alla Trinità. Santo,
nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Oggi celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte e siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho opere per mia colpa, con la Beata Vergine Maria, i santi fratelli e sorelle, pregare per me, Onnipotente e ovvia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Lenzo, preghiamo. O Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorto con Cristo, cercate le cose di lassù dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Fate morire dunque immoralizzazioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria. A motivo di queste cose, l'ira di Dio viene su coloro che gli disobbediscono. Anche voi un tempo eravate così, quando vivevate in questi vizi. Ora invece gettate via anche voi tutte queste cose: ira, animosità, cattiveria, insulti e discorsi osceni che escono dalla vostra bocca. Non dite menzogne gli uni agli altri. Vi siete vestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza, ad immagine di colui che lo ha creato. Qui non vi è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Parola di Dio. Signore, lodare il Eterno e per sempre. Grande è il degno di ogni e la sua grandezza. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicono i tuoi fedeli. Dicono la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno,
Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Alleluia, 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 alleluia. Rallegratevi ed esultate, dice il Signore, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo. Alleluia, 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 alleluia. Sia al Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: Beati voi poveri, il vostro è il regno di Dio. Voi che ora avete fame, perché sarete saziati? Beati voi che ora piangete, perché riderete? Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra ricompensa. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro passi. Del Signore che abbiamo ascoltato questo offre diversi spunti, certamente l'invito di Paolo a vivere da risorti. Tante volte ci dimentichiamo di questa realtà e Paolo indica come vivere da risorti è la realtà che dovrebbe accompagnare i nostri giorni, nel senso di cercare le cose di lassù, non tanto quelle della terra, e avere il nostro pensiero rivolto alle cose di lassù e non a quelle della terra, che non vuol dire che non dobbiamo occuparci di queste cose, ma occupandoci sapendo che il Signore ci ha. E allora situazioni della vita umana, situazioni di fragilità che a volte certamente oscurano questo nostro rapporto di figli di Dio. E allora Paolo li invita a fare ricorso alla grazia del Signore e confidare in Lui. La pagina del Vangelo è una pagina che conosciamo, che tante volte ascoltiamo, ma Luca ce la presenta in un presente. Non è che voglia sottolineare situazioni di limite, ma a volte l'essere poveri, l'avere fame, essere nel pianto, essere anche odiati per cose concrete, per amore del Signore, è una situazione che Luca ci sottolinea, che aiuta l'incontro col Signore, perché la differenza tra beati e guai è proprio quello di
confidare nelle cose di questo mondo. Guai a voi ricchi, guai a voi che siete sazi, guai voi che siete ridete, proprio perché a volte questa realtà ci impedisce di cogliere il fratello invece nel bisogno, il fratello invece che ha, e quasi diventa un'autosufficienza, come si potrebbe dire non ho bisogno del Signore. Ecco perché guai. E allora l'invito che il Signore ci fa nel Vangelo è proprio quello della gioia da Lui, e pur vivendo in queste situazioni cercare di confidare nella ricchezza, non confidare in tante cose che prendono a volte il posto di Dio. Ecco allora il discepolo che segue il Signore, perché siamo proprio agli inizi. Ieri abbiamo visto il Signore che aveva scelto alcuni per condividere più in modo intenso con Lui la vita. E oggi però il Signore rivolge a tutti questo discorso, non solo ai Suoi Apostoli, e quindi anche a noi quest'oggi ci indica la strada della beatitudine, della felicità. Dio Padre, Creatore, ci conosce nell'intimo e davanti ai Suoi occhi sono tutte le nostre necessità. Nello spirito delle beatitudini, con fiducia e abbandono, preghiamo. Donaci un cuore puro, Signore. Donaci un cuore puro, Signore. O Dio, Tu benedici chi affronta serenamente lo scherno e l'oppressione per amore della verità. Dona forza e speranza alla Chiesa perseguitate. Preghiamo. Donaci un cuore puro, Signore. O Dio, che benedici il lavoro di quanti si adoperano per togliere dal mondo fame e povertà. Fa che la luce del Vangelo brilli ovunque. Noi ti preghiamo. Donaci un cuore puro, Signore. O Dio, che benedici chi asciuga le lacrime degli afflitti, donaci di portare con amorevolezza i pesi degli altri. Noi ti preghiamo. Donaci un cuore puro, Signore. O Dio, che benedici e allieti il mondo con l'innocenza dei piccoli, rendici custodi attenti della loro pura fiducia verso la vita. Noi ti preghiamo. Donaci un cuore puro, Signore. O Dio, che benedici chi accoglie la tua parola, fa che nel silenzio del cuore possiamo percepire qual è la nostra vocazione e la via che conduce a te. Noi ti preghiamo. Donaci un cuore puro, Signore. E continuiamo a pregare per il dono della pace, di dove c'è odio e guerra tra popoli. Preghiamo. E preghiamo anche per il nostro Padre Battista, che ci lascia, perché il Signore lo ricompensi del bene che ha seminato fra noi. Preghiamo. E preghiamo anche per il nuovo guardiano, perché la sua presenza fra noi sia motivo di gioia per tutti, di fraternità. Preghiamo. O
Padre, a te rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera e tu donaci lo Spirito del tuo Figlio Gesù, perché possiamo essere beati a gloria del tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Prega, sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito e la pace salga la giusta adorazione per la sua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie a Dio. Verrei, Signore, Padre dell'Alleanza, tu hai chiamato Abramo di tutte le genti. Hai suscitato per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo, il cielo e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna,
per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santificare e continua a ti preghiamo umilmente, santifica il dono che ti ha dato, per porto il tuo Figlio, il Signore nostro, a comandare questi misteri. Dito per benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo possedere il regno promesso con i suoi eletti, la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe il suo sposo, i suoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Francesco e Chiara, Antonio e tutti i santi nostri intercessori presso te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai. Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi, accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci ha donato il suo Spirito
Cristo, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato, venga in cielo, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Dona un secondo che mi serve. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dà a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Tu fonte viva, chi a te beva, fratello buono, che rinfranchi il passo, nessuno è solo, se tu lo sorrendi. Grande Signore.
cerca una dimora, troverà con gioia, dentro l'aspetti, tu sarai l'amico, grande Signore. Padre, in noi i tuoi fedeli alla mensa della parola del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale, e di vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Cari fratelli e sorelle, a tutti voi, ai frati, e a voi che avete partecipato a questa Santa Eucaristia, il saluto di Francesco, il Signore vi doni la sua pace. È un nuovo inizio che con questa Eucaristia incominciamo, con me, i frati e tutti voi. Papa Leone, parlando alla segreteria di Stato, ha detto: il Papa da solo non può fare poco, insieme con voi tanto. E quindi io sono stato, non so, mi è venuta in mente questa immagine, penso agli scherzi dell'obbedienza, mai avrei pensato di ritornare a Gemona. Il Signore probabilmente attraverso i superiori ha voluto così. Ecco, io ci credo in questo, per questo ho pregato da quando il ministro provinciale mi ha chiesto di... Molti li ricordo, ben trovati a tutti e buon cammino insieme. Ora però un grazie speciale va a Giovan Battista per tutto il tempo, la passione, la gioia, l'entusiasmo che ha messo, la vita, che ha messo in questo santuario con voi e per tutti voi, che ringrazio a nome dei frati e che ora chiamo qui per darvi... So che tutti l'avete salutato in un modo o nell'altro, lui in questi giorni era qua, là, lo conosciamo? Bene, io ti ringrazio per la tua bella testimonianza. Ora se vuoi venire a dare l'ultimo saluto, e a tutti voi buona giornata e buon cominciamento. Grazie. Carissimi, nella nostra regola San Francesco dice che i frati siano stranieri e pellegrini sulla terra, e qua a Gemona un po' derogato da questa regola perché non mi sono sentito pellegrino ma di casi voi. Abbiamo Ho dimenticato anche un'altra, insieme a me, e con Socrate
siamo in due a rimpolpare la paternità e che mandi arrivi oggi. E allora chiediamo al Signore una benedizione speciale. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere, vi faccia grazia. E vi fa pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, scenda su di voi e la vita, pace. 118. O Maria